Innanzitutto qui oggi è il primo di 3 convegni che logicamente facciamo anche a nome e per conto della Regione Veneto e dell'Università, dove iniziamo almeno a dare non dati oggi, ma uno studio particolare su quello che può essere l'evento atmosferico, la stagionalità relativamente ai vigneti e relativamente al settore del vitivinicolo. Il 5 di settembre, a settembre, ci ritroveremo in Corte Benedettina per poter dare le vere e proprie prime previsioni vendemmiali di come sta andando l'annata. Gennaio 2013 invece daremo i veri e propri dati relativamente all'annata. Cosa succede oggi? Oggi, relativamente a quelle che sono le previsioni atmosferiche, stiamo cercando di vedere come potrà essere l'annata agraria e soprattutto l'annata vitivinicola. Abbiamo visto che la pioggia ci sta dando notevolmente una mano, ma abbiamo anche visto che la temperatura molto fredda sta un po' frenando quello che può essere la fioritura. Ci aspettiamo lo stesso un'annata buona, in quanto solo la grandine può farci paura. Ci aspettiamo soprattutto un'annata con altissima qualità, ripeto, altissime qualità di prodotti, che in questo momento è quello che serve per controbattere la concorrenza. L'Italia sta dando dei prodotti che sono altamente qualitativi e normalmente buoni sul mercato, ma soprattutto la Regione Veneto ancora una volta sta facendo da traino, in quanto è considerata il quarto esportatore in Europa di prodotti vitivinicoli di altissima qualità. Questo serve anche per controbattere eventualmente prodotti nuovi che potrebbero arrivare da paesi che tante volte non eravamo abituati a tenere in considerazione, ma soprattutto cercare di dare qualità, che sarà quella che servirà a controbattere la concorrenza e a dare sicurezza alle nostre aziende vitivinicole. Non è che ci siano segreti, abbiamo fatto dei veri e propri studi, soprattutto iniziando dal terreno. Anche Veneto Agricoltura si è fatto promotrice di quello che è lo studio della zonazione, vuol dire studio della zona, dove per ogni singolo terreno abbiamo capito quali erano le tipologie di viti da poter piantare. Poi ci hanno messo del loro, logicamente, i produttori, con la loro esperienza, la qualità, ma soprattutto la voglia di lavorare. Il risultato è che la Regione Veneto detta in questo momento veramente legge nel settore vitivinicolo, soprattutto la professionalità, l'alta qualità e la certificazione dei nostri prodotti nazionali e veneti ci permette di poter controbattere prodotti che arrivano da altre regioni e da altri stati, che certe volte vengono considerati buoni e che invece, mi dispiace proprio dirlo, a livello qualitativo e di sicurezza in certi momenti lasciano un po' desiderare. Per cui consumate soprattutto vini italiani, consumate vini veneti, perché sono un'eccellenza di prodotto. Chiaramente è sempre difficile fare queste affermazioni in questo momento della stagione. Comunque si può parlare un po' di quello che è stato l'andamento del germogliamento e quello della fioritura, che è il periodo che sta interessando in questo momento la varietà. Si può dire che, a parte ci sono state problematiche di germogliamento, ma che hanno riguardato più le precoci, quindi parliamo del Pinot Grigio per fare un esempio, mentre si è molto salvato il Prosecco, che è germogliato abbastanza regolarmente, ha avuto solo una disformità tra le zone più fresche e le zone più calde, proprio per le gelate, per l'abbassamento della temperatura che è avvenuta nel mese di marzo e aprile. Se ricordate, ha fatto dei giorni abbastanza piovosi e quindi freddi. Quindi c'è proprio lo stadio fenologico che è abbastanza differenziato. Naturalmente vi sono delle fasi abbastanza specifiche. Prima di tutto, la cosa che bisogna mantenere maggiore attenzione è lo stato sanitario. Inutile pensare che un buon stato sanitario, quando la vite arriva, quando naturalmente i grappoli arrivano nella cantina, un buon stato sanitario significa una vinificazione più corretta, con minori problematiche ovviamente, che sempre seguono delle infezioni. Secondo altri parametri sono vedere lo stato chiaramente vegetativo, specialmente del fabbisogno di acqua nei periodi principali, che possono essere intorno all'invaiatura o poco prima fioritura e invaiatura, che sono i momenti più delicati. Ovviamente questi fattori possono portare a una minor concentrazione zuccherina, un abbassamento delle caratteristiche anche aromatiche per i vini bianchi e polifenoliche, cioè di quelle sostanze che danno il colore alla struttura ai vini rossi. Dottor Soligo, ci racconta sostanzialmente il suo lavoro, in cosa consiste? Io dirigo un centro di microvinificazione, cioè un centro in cui si vinificano piccole quantità. Generalmente il nostro lavoro concerne principalmente la valutazione dell'interazione ambiente per vitigno, e cioè andare a vedere nelle varie zone, nei vari areali, come si comporta la vite al cambiamento delle condizioni climatiche del suolo,
Altre attività che svolgiamo sono i recuperi dei vecchi vitigni, la selezione clonale, che naturalmente non significa fare cose chimiche, ma semplicemente trovare dei biotipi con caratteristiche particolari di vite, più una serie di altre, a seconda facciamo anche servizio conto terzi, quindi ci vengono commissionati dei lavori. Questo è il primo dei 3 incontri che, come di consueto, o meglio come negli ultimi 2 o 3 anni, si faranno nel corso dell'anno. È il primo che vuole cominciare a fare un po' il punto su quello che è stato l'inverno, l'andamento climatico dell'inverno e come la pianta ha reagito alle basse temperature e poi alle temperature che sono aumentate nel corso della primavera. L'altro intervento, come è stato detto, sarà il 5 di settembre, dove inizieremo invece a parlare in modo più concreto delle previsioni vendemmiali. Quindi oggi 3 sono gli interventi che il nostro centro di viticoltura ha messo a punto. Il primo, come dicevo, che cercherà di fare un po' la situazione su come si sta comportando la vite nella sua uscita di dormienza e nelle sue prime fasi vegetative. Un'uscita di dormienza che, contrariamente un po' ai timori che si avevano, non è assolutamente stata compromessa dalle assenze di precipitazioni di 3 mesi di dicembre, gennaio e febbraio. Un ciclo vegetativo invece che è partito un po' così, in modo un po' altalenante in seguito agli abbassamenti di temperatura che sono avuti nel mese di aprile e di conseguenza un forte distacco tra le varietà precoci e le varietà tardive. Attualmente bisogna confermare ancora che l'andamento climatico non si è stabilizzato e questo sta influenzando un po' la fase di fioritura, ma soprattutto un po' la pulizia del grappolo e l'uscita da questa fase fenologica. Se adesso il clima si sistemerà, probabilmente avremo un'annata abbastanza normale e dopo un avvio abbastanza stentato e un po' anche difficoltoso, ma direi che insomma nulla si può ancora dire sulla qualità e sul proseguo dell'andamento stagionale. Il secondo intervento invece vuole portare non una novità, perché ci sono già degli altri studi a livello mondiale che stanno cercando di mettere a punto un po' questo metodo, però è un metodo che vuole portarsi a fare delle previsioni vendemmiali in senso quantitativo in maniera molto precoce e il più possibile precisa. Tutta quanta l'idea si basa sul fatto che la resa produttiva non è dovuta tanto al peso del grappolo quanto piuttosto al numero di acini, cioè se noi riusciamo a stimare già da adesso il numero di acini in considerazione che l'acino, il suo peso è abbastanza costante o comunque meno variabile rispetto alle dimensioni del grappolo, riusciremo ad avere una stima a volte anche in fase successiva alla fioritura, quindi in fase molto molto precoce. Quindi questo nuovo metodo che stiamo mettendo a punto in queste settimane nell'areale del Soave, sulla varietà Garganega, Pinot Grigio, Chardonnay e alcuni vigneti anche di Merlot, si basa proprio su questo fatto. Il peso dell'acino varia meno rispetto al peso del grappolo e di conseguenza è più corretto fare una stima sul numero degli acini che non sul peso del grappolo. Terzo intervento, si vuole ricollegare almeno ad un grosso interrogativo che era sorto in un convegno che è stato fatto proprio qui il 21 di gennaio di quest'anno, dove si parlava di forme di allevamento, si parlava di longevità dei vigneti e di densità di impianto. Quindi oggi si vuole parlare in modo più specifico di densità di impianto, anche in questo caso però aggiungendo qualche novità, nel senso che finora abbiamo sempre parlato di densità di impianto senza considerare anche gli apparati radicali. Quali sono i reali sviluppi degli apparati radicali nel momento in cui noi andiamo a variare le distanze sulla fila e tra le file? Abbiamo sempre parlato di vigoria della parte aerea, ma perché non parliamo anche di vigoria degli apparati radicali? Perché non parliamo di eccessiva competizione e quindi di una depressione vegetativa che si può avere quando esageriamo con la densità di impianto? Quindi ecco, sono degli aspetti nuovi che se non altro vogliono introdurre un nuovo argomento, o meglio, un argomento però visto con dei nuovi aspetti, proprio per cercare di fare in modo che questa viticoltura del Veneto sia sempre più precisa e possa quindi essere sempre più una viticoltura specializzata e di precisione. Per tutta l'agricoltura e il settore primario del Veneto, quello del vitivinicolo è certamente l'area più importante. Il vitivinicolo traina
tutta l'economia agraria, ma non solo, anche proprio il prodotto veneto e l'immagine del Veneto in Italia e nel mondo. Allora per questo Veneto Agricoltura con l'Università di Padova e il CRA VIT di Conegliano organizza questo importante incontro assieme ovviamente alla Regione Veneto, che poi fa parte del trittico che ogni anno l'azienda regionale propone ed è unica in Italia a fare questo tipo di orientamento al mondo vitivinicolo, dando dati su quale sarà il futuro, ovviamente le previsioni, il futuro della produzione dell'anno. Allora qui adesso si sono susseguiti esperti appunto della Regione, esperti dell'Università, esperti del CRAVIT e di Veneto Agricoltura, proprio per fare il punto a inizio stagione di come andrà l'annata vitivinicola 2012.